Anche la deputata Giorgia Andreuzza della Lega si rallegra per le misure che sono state intraprese a sostegno di imprese e pescatori a causa della crisi dovuta al proliferare del granchio blu. Misure concrete su cui la Lega ha insistito, afferma, a partire da emendamenti da lei stessa firmati al decreto legge lavori che ora è all'esame della Commissione alla Camera. Tra le proposte che Andreuzza ha presentato anche la richiesta di sostegno al reddito dei lavoratori colpiti da questa emergenza come ammortizzatore sociale. Anche da parte del Presidente della Regione Veneto Luca Zaia i ringraziamenti al Governo e al Ministro Lollobrigida per la firma sui decreti. Molto positiva anche la decisione di estendere l'applicazione del Fondo di Solidarietà Nazionale, in passato utilizzato solo per il settore agricolo, esteso ora alla pesca e all'acquacultura, misura sostenuta dalla Premier Meloni. Zaia stesso aveva deciso di chiedere lo stato di calamità. Carne al fuoco, specialità carne, sughi gustosi, tagli ricercati, ricchi panini e i capricci di mare. Dal lunedì al venerdì puoi scegliere anche l'ottimo menù carne al fuoco, diverso ogni giorno. Il tutto servito o take away. Carne al fuoco in Viale Umbria a Sottomarina.